Sonia Mondin, candidato sindaco nel comune di Cavaso del Tomba, cosa l'ha spinta a candidarsi? Sicuramente l'ha spinta a candidarmi il grande numero di persone che mi sta sostenendo in questo momento, ma soprattutto i giovani. Nei giovani io vedo una speranza, vedo il futuro, e quindi quando ho visto quel nostro gruppo che era informando e che è arrivato abbastanza a numeri importanti, che ho visto che tra loro c'erano una quindicina, una ventina di giovani, questo è stato quello che mi ha dato veramente la forza per poter candidarmi e dire sì, è giusto che ci scommetto e che ci metta effettivamente il mio impegno. Qual è l'aspetto più importante del suo programma? Ma l'aspetto più importante, come ho detto in più circostanze, è quello innanzitutto che viene rivolto alla persona, quindi c'è un rilancio un po' anche da tutto l'aspetto delle politiche sociali. Ritengo che al centro di qualsiasi progetto politico ci debba essere la persona. Noi rispetto a questo abbiamo tentato di mettere giù appunto nel programma che sarà diffuso e che sarà presentato la prossima settimana un rilancio del tavolo delle politiche sociali e tante altre cose proprio per i giovani, per le famiglie e anche per la terza età. E poi abbiamo dei cavalli di battaglia che sono quelli che gravitano attorno magari anche alle strutture, perché effettivamente noi abbiamo tanti contenitori che dobbiamo riempire di contenuti e per questo noi ci impegneremo in questa campagna, sperando di avere anche il consenso di tutti i nostri elettori, i nostri sostenitori.